servito questo amarone che apre la serata e abbiamo aperto la grande, devo dire, perché nel nostro calice c'è un amarone di OCG, di un'azienda leader tra le più blasonate del mondo dell'amarone, che è Allegrini, un amarone che nelle più belle carte dei vini del mondo è sempre presente e che rappresenta davvero il mondo di questo angolo del Veronese di Veneto, che basa la sua enologia, la sua viticoltura prima di tutto sulla signora, io la chiamo la signora Corvina, che è l'uva principale dell'Amarone, del Valpolicella superiore, Ripasso, del Valpolicella classico, di tutto quello che è il mondo del Valpolicella, del Recioto stesso, che è il fratello dell'Amarone in versione dolce. Raccontavi che tuo padre diceva: quando c'è il grande evento è facile essere grandi dice fotografi. Molto più difficile è molto più facile fare una fotografia di guerra che fotografare una modella magari un po' bruttina con una camicia bianca su un fondo bianco. Quando si fotografa qualcuno e si fa sì che questo qualcuno ti guarda, ci sono dei momenti in cui si vede l'anima, non si vede, si sente, c'è l'anima. Adesso dico anima perché siamo nel Veneto, so che voi siete particolarmente sensibili alla parola cattolica, ma questo senso, questa vita, questa umanità. E devo dire che se voi fate 10 scatti a una persona, 9 non c'è, poi in una c'è. È incredibile. Allora, come fotografo, mi ha affascinato questo fatto di togliere tutta la parte estetica, estetizzante della fotografia, sai, quelli che fanno i controluci, le robe, tutte ste seghe, ste masturbazioni estetiche della fotografia che alla fine servono solamente a disturbarla, e fotografo la gente così. E devo dire che mi sono accorto che nessuno è brutto, nessun essere umano è brutto, essendo ogni essere umano unico e irripetibile. Ogni essere umano, forse anche voi. Qui c'è un tuo collega fotografo, rapito. Nessuno è perfetto. Visto da vicino ognuno? Tutti ognuno è un'opera d'arte, unica e irripetibile.